Eccoci, nuova puntata della nostra storia. Siete pronti per un ritorno al passato, per capire il presente e magari progettare il futuro? Due i personaggi che ospiteremo in questa puntata. Il primo ci racconterà il dietro le quinte del comune di Treviso con un passaggio che parte dagli anni 80 fino al 1994. Il secondo invece, con il secondo vedremo insieme qual è stato il passaggio dalle discariche alla raccolta differenziata, quindi parleremo di ecologia, parleremo di ambiente, parleremo anche di rifiuti. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. (1984), quello che vedete è un consiglio comunale di Treviso, a presiederlo il vice sindaco Tullio Guadagnini, in basso a sinistra una delle persone del personale, diciamo così, di Cassugana. Qui invece abbiamo assessori di quel tempo, ma a noi interessa molto di più questo Nilo Bettero, un altro degli assessori del tempo, insomma stiamo parlando di quasi 40 anni fa, 39 anni fa. Consiglio comunale che però noi vediamo, abbiamo sempre visto finora dalla parte dei, chiamiamoli, dei politici, ma che cominciamo a vedere anche dal dietro le quinte, da parte di chi manda avanti questa macchina, che manda avanti anche oggi, insomma, ma che nel tempo ha mandato avanti. Qui abbiamo l'assessore Alfieri, ma cominciamo a vedere chi ci interessa oggi, chi è il personaggio di oggi, quello che avete visto passare. È diciamo quello che poi in quel tempo era il capo di gabinetto del comune di Treviso, ovvero Vigilio Pavan. Però l'ultima immagine noi la vogliamo vedere insieme a un'altra persona perché questo ruolo poi lui lo passò a suo tempo e lo passò a un'altra persona che fatalità nelle nostre immagini crediamo di vedere sullo stesso tavolo, ovvero Giorgio Banderali. Eccoli qua insieme. E adesso invece andiamo in studio perché Vigilio Pavan è qua con noi. Benvenuto. Rivedere quelle immagini? È un po' emozionante, soprattutto del mio carissimo amico che è Giorgio Banderali, con cui condividevo tanti interessi. Ecco, intanto per chi non conosce qual è il ruolo del capo di gabinetto in un comune come quello di Treviso e perché non esiste in tutti i comuni? Allora, di norma il capo di gabinetto è nelle città, anche se un po' alla volta si sta estendendo anche nei comuni, diciamo, di medio calibro. Il ruolo qual è? Primo, un sindaco, dopo aver dato delle deleghe agli assessori, mantiene deleghe per sé, ragione per cui l'ufficio di gabinetto provvede, come tutti gli altri uffici del comune, comunali, a preparare i provvedimenti deliberativi da mandare in giunta e via dicendo. Non solo, al capo di gabinetto aspetta un onere rilevante, l'organizzazione con cerimoniale delle varie manifestazioni e non ultimo, sembra una sciocchezza per un lavoro impegnativo importante, tutti i manifesti che si vedevano affissi ai muri, tipo il 4 novembre, la giornata delle forze armate, oppure il 25 aprile e via dicendo, era compito del capo di gabinetto prepararlo e sottoporlo all'approvazione del suo sindaco. Diciamo, perché a Cassugana dicono che in realtà fare il capo di gabinetto è assumersi tutte le rogne che gli scarica il sindaco. E noi l'abbiamo visto poi soprattutto con il buon Giancarlo Gentilini. Ma la prima domanda è, capo di gabinetto dal 1980 al 1994, quindi diciamo in piena Prima Repubblica, quindi in pieno, diciamo così, egemonia democristiana. Però noi abbiamo scoperto nel nostro repertorio un'anima repubblicana di Vigilio Pavan. Tanto è vero che adesso con il nostro Alessandro Granziera e la Francesca vediamo l'inserto numero 2, sentiamo questa notizia insieme. È iniziata nel pomeriggio, in occasione di un convegno del comitato promotore svoltosi a Treviso presso Palazzo Onigo, la raccolta di firme per lo scorporo del Partito Repubblicano Italiano con la Federazione Liberal Democratica Europea. In un documento inviato ai massimi esponenti del partito, Francesco Scattolin del comitato promotore definisce disastrosa l'esperienza dell'alleanza elettorale in Italia per le ultime elezioni europee. Il comitato chiede per le prossime elezioni la presentazione di autonome liste edera. Come si ricorderà, alle europee
repubblicani e liberali si presentarono con una lista congiunta, ottenendo uno scarso successo. Da allora vi furono numerose polemiche su questa decisione, culminate ora con la costituzione del comitato promotore dello scorporo della federazione. Cosa ci fa un repubblicano, come dire, nell'entourage di un democristiano ferreo come Mazzaroli? Allora, piccola premessa, e magari anche questa è un po' una sorpresa. Spesso e volentieri, per la mia memoria, i capi di gabinetto venivano sempre, chissà perché, prelevati dai repubblicani. C'è stato il primo capo di gabinetto che ho conosciuto, quindi nel 71, quando sono entrato in comune, era Bruno Longo, repubblicano doc. Fu il capo di gabinetto dei vari sindaci, sostanzialmente di Mazzaroli, in poche parole, prima non me lo... anche di Marton, è vero, fino a quando sono andato in pensione. Dopodiché fu sostituito per un breve periodo di tempo dall'allora segretario del teatro comunale, che era in carico al comune di Treviso, Alfonso Malaguti, che però non credo fosse proprio repubblicano, che durò poco. Subito dopo di lui venne Mario Dalbò, l'avvocato Dalbò, che presumo fosse democristiano. Lui poi mollò il comune per darsi alla libera professione, al che Antonio Mazzaroli scelse il mio nome e io ben volentieri accettai. Ma come funziona? Cioè, chiamò, dice... Sindaco dice, io avrei deciso di farti fare il capo di gabinetto, passo in giunta, dopo, secondo me, tutti trasferissi d'ufficio. Io ero già in segreteria generale e dovevo solo pigliare armi e bagagli, spostarmi di 50 metri e andarmene a fare Quindi il capo di gabinetto. cioè il capo di gabinetto viene scelto dal personale del comune? Viene scelto tra il personale del comune, da sempre sostanzialmente. Presumo per un motivo molto logico, per non gravare di ulteriori spese le casse del comune. È meglio un dipendente che è già pagato che prendere qualcuno da fuori. Che differenza tra il segretario comunale e il capo di gabinetto? Perché non lo conosco. Il segretario comunale è il garante della legittimità dei provvedimenti che se ne vanno in giunta ed è sempre stato designato, fino a non molto tempo fa, sempre stato designato dalla prefettura. C'è un elenco dei segretari comunali a cui i sindaci possono attingere, ma non andare oltre a quelli. Ecco, a proposito di prefettura, adesso noi ci vediamo l'inserto numero 3, perché pochi sanno che cambiando la legge il sindaco adesso viene sostanzialmente, presta giuramento durante il Consiglio Comunale. Prima invece il giuramento lo faceva nelle mani del prefetto. Allora, con l'inserto 03 vediamo il giuramento di Antonio Mazzaroli del 1985 in prefettura a Treviso. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato. Credo che sia giusto cogliere questa occasione per ringraziare lei, signor Prefetto, lei che rappresenta in Treviso il governo italiano. Devo darle atto della sua presenza, della sua partecipazione rispettosa, dignitosa, discreta, cordialità e con una lunga amicizia che ormai ci contraddistingue i nostri rapporti, mi pare da 23 anni, da quando lei è venuto per la prima volta a Treviso. Ringrazio te, caro Marino, per aver voluto partecipare. Ti ringrazio anche per l'attenzione che poni ai problemi della tua e della mia città. Ti ringrazio il Presidente della provincia, ti ringrazio Marta, il vice sindaco, quindi il primo e più impegnato collaboratore lealissimo del sindaco, e così come alla mia gratitudine va a tutti i colleghi di giunta e ai colleghi capogruppo del Consiglio. Signor Sindaco, c'è una, se mi consente a usare la parola, una commozione per assumere il giuramento e visione di problemi, seppure in una posizione diversa ma sempre rispettosa del suo ruolo molto importante. Lei dal 76 quasi continuativamente esercita il mandato di sindaco
con grande dignità, con grande competenza, con una trasparenza che il cosiddetto uomo della strada riconosce senza dubbi di solito. Allora, Alessandro, se poi ce le puoi rimandare così di sottofondo senza audio, perché mentre noi vedevamo le immagini, qui Vigilio le stava commentando direttamente. Allora, vediamole un po' queste immagini e sentiamo. Chi sono queste persone per chi non le conosce? A parte Mazzarolli che abbiamo capito. Secondo me queste persone hanno fatto un po' la storia del comune di Treviso. E erano tempi diversi dove doveva assolutamente prevalere l'interesse del comune con questi personaggi più che l'interesse dei partiti. E una volta entrati loro cominciavano a lavorare anche assieme, magari bisticciandosi, vedi certi scontri tra Mazzarolli e Tullio Guadagnin, che era vice sindaco socialista, però alla fine uscivano sempre con degli accordi. No, perché noi da fuori abbiamo sempre visto d'amore e d'accordo, però quando è venuto qui Tullio Guadagnin, che purtroppo ci ha lasciato, si è emozionato vedendo Mazzarolli. Però non si era capito che c'erano anche dei forti scontri, perché intanto com'era il sindaco Mazzarolli? Ignoriamo per il momento che lui mi chiamò a fare il capo di gabinetto, ma vivendo io tutti i consigli comunali, perché l'allora funzionario della segreteria assieme a Giorgio Banderali ci sedevamo sul tavolo davanti alla giunta e lì si registravano gli interventi, le votazioni a cui il segretario ci chiedeva come sono andate le votazioni. Toni Marta, Enzo Miceli, Alfieri, questi personaggi ti affascinavano perché, soprattutto Antonio Mazzarolli, perché volavano alto. Antonio Mazzarolli non si limitava all'intervento legato all'argomento X, lui amava delegare agli assessori questi lavori, diciamo, di manovalanza amministrativa. Lui volava alto, lui ancora prima di essere chiamato ci affascinava con i suoi interventi e ci ha istruito tanto su questo. Aveva visione della città. Grande. Però era armoniosa la sua. Lui adorava la città come città di Treviso, adorava il teatro comunale che era del comune di Treviso, era qualcosa che era al di sopra dei discorsi che sento fare adesso, non degli attuali, mi riferisco ai tempi passati, discorsi completamente diversi. Per carità, anche Gentilini, con cui ho lavorato 6 mesi, ma glielo dirò dopo, adora la città, però era un modo diverso di vederla. Poi qui vediamo Danesin, vediamo Toni Marta, vediamo il rapporto di Mazzarolli con la Democrazia Cristiana, perché qui ricordiamo il sindaco non viene eletto dal popolo, ma veniva eletto designato dal partito. Esatto. Ed eletto dal Consiglio Comunale. Era un rapporto di amore e odio, potrei usare questo termine. Lui era un personaggio che volava ancora più in su e a volte si doveva scontrare con visioni diverse, però alla fin fine trovavano sempre la quadra. Questo era fondamentale in quei tempi. Riguardando quelle immagini mi viene in mente quasi un matrimonio, perché hai anche i testimoni, in quel caso Firma Reggiani e Marino Corderi, insomma. Sì. Quindi era veramente un matrimonio di una persona nei confronti della città. Ma anche il rapporto poi con la prefettura stessa. Ricordiamo che la prefettura sarebbe l'organo di controllo del governo sul territorio. Ma il rapporto con allora era prefetto Scivoletto, il dottor Scivoletto, era splendido, cioè non c'era la distanza, io sono in comune, tu sei in prefettura, si interscambiavano con soddisfazione e lavoravano sempre per lo stesso obiettivo. Ovvio che se qualcosa fosse dovuto andare storto, ma con Mazzarolli ovviamente era impossibile, il prefetto sarebbe intervenuto. Allora intanto mandiamo un po' di immagini anche di Cassugana, perché adesso stiamo parlando del Palazzo di Trecento, visto che abbiamo visto il Consiglio Comunale eccetera, però il nostro Alessandro e la Francesca ci fanno vedere delle immagini di Cassugana, purtroppo esterni, dell'84 con i portoni chiusi, cosa che non c'è più adesso, non so se... Quindi stiamo parlando di Cassugana di Vigilio Pavan. Questa è la sua Cassugana. Sì, bisogna dirlo. Queste sono immagini, ripeto, sono 1984, noi nell'archivio l'abbiamo visto così.
devo dire che Casugana oggi è completamente diversa, grazie anche alla ristrutturazione pensata a suo tempo da Tullio Guadagnini, vice sindaco, che ebbe anche l'intuizione di prendere Palazzo Rinaldi. Ma ecco, il rapporto invece del sindaco di Antonio Mazzarolli, poi vedremo anche gli altri, con la macchina, perché di solito chi vola alto, chi ha visione eccetera, si scontra spesso e volentieri con la praticità dell'ufficio, del protocollo, di questo e di quello. Com'era? Antonio Mazzarolli era una persona innanzitutto, oltre che molto intelligente, estremamente garbata. E lui, quando c'era un problema, convocava il segretario, convocava il vice segretario assieme, si confrontavano. Mi ricordo soprattutto i più grossi problemi erano con il ragioniere capo. Mi servono questi soldi, me li devi trovare. E questo funzionava così, però mai splafonando da quelli che erano i contenuti del bilancio. Io non ho memoria che abbiano mai sforato i bilanci. Però i soldi saltavano fuori. Se devi fare qualcosa bisogna avere i soldi. Che poi adesso è obbligatorio, perché una volta non era obbligatorio, magari potevi splafonare. Adesso invece per fare un provvedimento sei obbligato ad avere la copertura finanziaria. Una volta si poteva anche un po' giocarci sopra, ma Mazzarolli questo non accettava mai. I conti insomma dovevano quadrare assolutamente sempre. Sì. Poi avevamo un ragioniere capo che era, me lo ricordo, il dottor Denardi, pareva buono, però lui non si andava in rosso col bilancio, impossibile. 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 Poi abbiamo questo mito di Mazzarolli che arrivava in bicicletta, che girava in bicicletta per la città, che arrivava in comune in bicicletta, questo rapporto del sindaco con la città, visto dal capo di gabinetto. Non so se può essere raccontato un episodio. Antonio Mazzarolli arrivava con la sua bicicletta, col fanale, col manubrio non so, adesso i manubri sono diversi, era proprio così, con le freni a bacchetta e con le borse della spesa appese sul manubrio. Cosa è successo? Una volta è sparita la sua bicicletta. Per farle capire anche il rapporto con i dipendenti, ancorché minimi, è sparita la bicicletta, l'abbiamo poi trovata sul canale che corre dietro Casugana, ma è ormai inservibile. Bene. Tutti i dipendenti che gravitavano, segreteria, ufficio di gabinetto, gli uscieri comunali, abbiamo fatto una colletta, sono andato a Montebelluna da un mio conoscente perché ci siamo fatti rifare la bicicletta esattamente come l'aveva, per dire come anche i dipendenti erano legati al rispetto che Mazzarolli nutriva per loro e la stima che loro avevano nei confronti di Mazzarolli. Adesso la prima domanda cattiva, sentendo il suo racconto e guardando invece il rapporto sindaco-macchine, non facciamo nomi ma vediamoli in genere, c'è lo stesso rapporto da qualche parte che lei conosca, che lei stia vedendo, oppure la nuova legge ha cambiato gli equilibri e quindi ha cambiato un po' tutto il resto, o forse sono cambiati anche i sindaci di oggi? È un parere del tutto personale. Io consideravo il comune, la casa comunale, la casa dei cittadini. E era facile entrare in comune. Una volta. Si entrava tranquillamente, si chiedeva all'usciere devo andare di qua, devo andare di là. A me è successo di andare in comune molti anni addietro, ma l'ho trovato freddo, ho trovato difficile accedere, devi lasciare documenti, controdocumenti, ma se il municipio è la casa dei cittadini, dovrebbe essere con le porte aperte ai cittadini. Prima considerazione da tenere da conto noi che stiamo a sentire l'esperienza appunto di chi ha vissuto la casa come più casa sua probabilmente, ma dopo avremo un altro aneddoto proprio in termini di Casugana. Invece adesso vi facciamo vedere delle altre immagini senza audio ed è un RVM1, è lo 05, perché siamo nel 1985 e nel 85 c'è un evento importante che è l'arrivo di Papa Giovanni Paolo II a Treviso. Questa è la riunione che il sindaco Mazzarolli ha fatto con tutti i sindaci, con tutti i parroci del territorio. Come avete cominciato a costruire questa cosa? Perché immagino che come capo di gabinetto ci fosse dentro anche lei. Noi, sì, il comune ovviamente è stato coinvolto, ma di fatto l'organizzazione come tale partiva dal vescovado.
con i vari parroci abbiamo trovato una sintesi per far combaciare i bisogni del vescovado legittimo, la sicurezza con la questura, perché non dimentichiamo mai che in questi casi il primo personaggio è la questura ad intervenire per la sicurezza, e le capacità operative del comune. Mi pare, a memoria, che sia andato tutto più che bene quella volta. Tanto è vero che adesso andiamo direttamente al passo successivo, dove abbiamo proprio l'arrivo del Papa in Piazza dei Signori, cioè nel salotto della città. È il 1985, è l'estate dell'85. Vigilio Bavando dove si trovava quel giorno lì? Stavo dicendo una parolaccia. Non sapevo neanche io dove ero, da quanto dovevi correre a dritta e a manca, questa è la verità. È stato un evento importantissimo per la città. Sì, decisamente sì. Era impossibile capirci. Credo che oggi non sia ripetibile, tenuto conto del bisogno di sicurezza. Treviso, non dimentichiamolo, è una città splendida, una bomboniera io la definivo. La attraversi in 10 minuti da una parte, in 5 minuti dall'altra, dalle varie porte. Piazza dei Signori è il salotto della città. Oggi il salotto non so se potrebbe farcela ad ospitare un evento del genere. Vediamo il vescovo Mistrorigo, vediamo ovviamente il Papa e vediamo Mazzarolli, il sindaco. Le ha raccontato qualcosa di questo evento anche dopo? Cioè, qual è stata l'emozione del... Mazzarolli era molto riservato su queste cose. Vale la pena ricordare che Mazzarolli ogni volta prima di venire in comune passava in chiesa. E lui l'ha vissuto come una grandissima emozione e se l'è tenuta per sé. Ah, quindi l'ha tenuta Ha detto, non so spiegarmi, ha detto, cosa provo dentro, però non ha mai manifestato, era una persona molto riservata su se stesso e quindi non l'ha manifestato molto. Era molto soddisfatto del risultato, questo sì. Ecco, durante tutta la sua carriera da capo di gabinetto, oltre a questo evento straordinario per la città, qualche altro evento che si ricorda mentre continuiamo a vedere queste straordinarie immagini, perché voglio dire, appartengono alla storia del nostro territorio, alla storia della Marca trevigiana, ma del Veneto, dell'Italia intera, perché voglio dire, in Piazza dei Signori così. Faccio una battuta per arrivare a qualcos'altro. Io non va dimenticato che Treviso è una città decorata di medaglia d'oro a valor militare. Non vi racconto un episodio che mi è successo in Val Varaita dove ho contestato l'organizzazione e dopo hanno dovuto dar ragione a me. E sostanzialmente non volevano rendere gli onori militari al nostro Gonfalone. Ho detto, il Gonfalone non esce, il Gonfalone se ne sta dietro. Hanno chiamato, perché era gestito dai militari, hanno chiamato non so chi, e ha detto sì, dovete rendere gli onori militari. Io non l'avrei fatto uscire se non rendevano gli onori militari. Qui, mi riallaccio a questo, il piacere di vedere sfilare con la polizia municipale il Gonfalone è qualcosa che ti muove dentro. E quello che mi ha mosso dentro tanto è stato quando è arrivato in Piazza dei Signori per onorare, credo, una 70 di piccole bare, perché erano delle cassette ossario, rientrate dalla Russia. Quello è stato toccante nel senso vero del termine. Parleremo poi del sindaco successivo a Mazzarolli, purtroppo altri aneddoti li racconteremo in un'altra puntata perché altrimenti il viaggio è nei sindaci dal 1980 al 1994. Allora vediamo questo servizio dedicato a Sandro Reggiani che diventa sindaco nell'87. Sì. E però qui lo vediamo in un servizio dove va a votare per il referendum. Eccolo qua, l'inserto è lo 09. Elementari Giovanni Pascoli a Santa Maria del Rovere di Treviso. Siamo alla sezione 55, un po' speciale perché in questo seggio ieri, a metà mattinata, si è presentato il primo cittadino Sandro Reggiani per adempiere all'impegno referendario. La mente del cronista per la verità è subito corsa alle medie Vittorio Veneto. Qui, nelle ultime consultazioni elettorali, l'arrivo al seggio di Antonio Mazzarolli in sella alla sua bicicletta era diventata simpatica abitudine e familiare quadro da incorniciare. Ricordi d'un tempo. Sereno, di buon umore, impeccabile nel suo completo grigio, Reggiani ha trovato subito confidenza con la telecamera. Eccolo intanto salutare il presidente del seggio, Orsolina Ranieri,
Una rapida votazione la sua, dopodiché ha anche scambiato alcune battute con uno degli scrutatori su alcune problematiche che vengono vissute nel quartiere di Santa Maria del Rovere. All'uscita 2 battute anche ai nostri microfoni sull'affluenza alle urne e sull'importanza di Treviso, città denuclearizzata. È auspicabile che sia adeguata all'importanza degli argomenti dei quali si discute, i quali che con molta chiarezza non sono stati né presentati né illustrati, perché io dubito molto che ci sia una immagine chiara, precisa delle scelte che sono proposte su questioni delicatissime quali sono il nucleare e la giustizia in generale. Nessuno si illude che Treviso, perché metta il cartello fuori all'ingresso della città che avverte che è denuclearizzata, abbia risolto il problema del nucleare. Però è un modo per diffondere, per dilatare nella massima misura possibile la consapevolezza di questi problemi e la esigenza di avere delle tutele, molta razionalità, molta misura, molta cautela. È un'aspirazione concreta, precisa, non parolaia, soltanto alle questioni della pace che sono strettamente legate alle questioni dell'energia nucleare. E allora? Sandro Reggiani, che differenza rispetto a Antonio Mazzarolli? Non molta per quanto riguarda capacità di esposizione e capacità intellettiva. Io ricordo che quando lui fu eletto sindaco, come era ovvio, io avevo impacchettato le mie cose per tornarmene nel mio ufficio in segreteria generale, sempre 20 metri di distanza. Perché poi il capo di gabinetto di solito deve essere il sindaco. Reggiani entrò e mi disse: cosa stai facendo? Io le ho lasciato sul tavolo la mia richiesta, la mia comunicazione che me ne tornavo in segreteria. Va, scarta tutto, sentite, sta morta a cacarega. E così quella fu la riconferma di Reggiani. Proprio così? Sì, proprio alla Trevigiana. Non sta morta a cacarega, sta là. E lui era altra persona che forse lui era socialdemocratico, forse un po' più lontano di Mazzarolli dal territorio. Lui veniva da Roma, come lo veniva anche Mazzarolli, ma lui era fresco, rientrava da Roma e probabilmente aveva una visione un po' diversa. Ha preso sicuramente confidenza di corsa con il territorio. E una cosa ricordo di lui: i capi di gabinetto non hanno orario, ovviamente hanno probabilmente l'orario di ingresso, ma poi va come va, magari ti mangi un panino, resti là. Un giorno mi disse: tu oggi pomeriggio sei qua in comune? Ovvio, ma magari con le maledizioni di mia moglie perché rientravo poche volte a casa. Beh, guarda che arriva un furgon scortato, e te scaricherà degli scatoloni, lo sto dicendo in dialetto come lui me lo disse, degli scatoloni, quelli tu li devi nascondere dove sei solo tu. Non posso, deve sapere qualcun altro se a me capita qualcosa. Vabbè, arrangiate, perché quelli devi mettere dove sei solo tu, perché quelli sono un po' la mia assicurazione sulla vita. Ovviamente li ho nascosti assieme al capo degli uscieri e solo dopo la sua morte li abbiamo restituiti al figlio. Ma chi portò questi scatoloni? Un furgone, i famosi furgoni blu della polizia, scortati, credo dalla polizia, non dai carabinieri, scortati dalla polizia. Va detto che Sandro Reggiani ebbe diversi incarichi a Roma, anche molto importanti all'interno della giustizia. Anche questo è un aneddoto che passa alla storia allora. Va bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi continueremo questo viaggio nella storia dei sindaci di Treviso con uno degli storici capi di gabinetto. Dopo la pubblicità.
Eccoci qua, seconda parte della nostra storia con il capo di gabinetto del Comune di Treviso dal 1980 al 1994, Vigilio Pavan, quindi dietro alle quinte. Infatti il titolo di questa prima parte è Da Mazzarolli a Gentilini, dietro le quinte dei sindaci. Allora torniamo al dietro le quinte di Sandro Reggiani, che abbiamo visto prima, che parlava del referendum, ne parlava anche in maniera abbastanza importante, dicendo sì, non è che perché mettiamo la scritta denuclearizzato non c'è più problema, però ci vuole una sensibilità. Com'era questo sindaco? Ma lui ad esempio non arrivava in bicicletta come Sicuramente no. Ecco, com'era? Lui è un episodio banale, ma che dice, a parte che lui è rimasto poco sindaco e quindi probabilmente non ha neanche fatto a tempo a mettere... È rimasto un anno, mi pare. Un anno e qualcosa. Beh, insomma, non è pochissimo. Beh, per un sindaco sì, perché guardi, i sindaci di norma perdono almeno un paio d'anni per organizzare quello che vorrebbero fare. Nella seconda parte, i 3 anni successivi dovrebbero concretizzare. E allora qui mi viene spontanea una domanda, sì. Poi andiamo avanti. Allora, quando questi sindaci erano agganciati alla politica, come facevano a fare un progetto? Perché adesso con questa riforma uno sa che, insomma, se proprio non combina delle cose straordinarie, come dire, rimane 5 anni, ma a quel tempo bastava che tu non fossi d'accordo, faccio un esempio a caso, per tirare fuori i soldi per rimettere a posto il tetto del teatro comunale che perdeva e rischiavi di stare. Che ti togliessero la maggioranza. Io mi ricordo un consiglio comunale dove Mazzarolli si è quasi messo a piangere perché non riusciva a far passare la riparazione del tetto del teatro comunale, perché lui aveva detto allora c'era Con, mi ricordo che ha detto allora se succede questo bisogna fare anche quest'altro, e poi c'era venuto credo i socialisti, forse Giomo, che diceva allora dobbiamo fare anche quest'altro, c'erano 700 cose da fare per non fare nulla. Allora come facevano a progettare se non avevano una durata interessante, importante? Quello che è triste è che quando portavano in consiglio comunale un progetto, il progetto era passato in giunta, e la giunta non era la giunta monocolore democratica, era una giunta composita, perché in giunta potevano dire di sì e poi saltavano fuori i problemini in consiglio comunale. Questa è una cosa che mi ha sempre sbigottito e sbilanciato, perché allora era un bisogno, era fare o non fare la guerra contro il personaggio. Questo mi ha lasciato interdetto sempre. Qui siamo alla politica e all'atto pratico. Mi sembra di capire che sono delle dinamiche che mi pare di capire funzionano molto bene a Roma. E qui posso confermarlo. Torniamo a Sandro Reggiani, che vediamo Sandro Reggiani. Che personalità era? L'umanità anche di questa persona, erano personaggi di spessore alto, ma nello stesso tempo erano a terra con tutti. Io ricordo che mi disse una volta: sono stanco, adesso io vado a giocare a golf. Chiamami solo se straripa il Sile. Io non ho memoria di straripamenti del Sile. Tu sei lì? Sì, ecco, chiamami solo se straripa il Sile, altrimenti lasciami stare. E questo insomma era Sandro Reggiani. Un'altra domanda è quanto la formazione del partito, la formazione non solo professionale, perché stiamo parlando di 2 avvocati, al di là della formazione professionale, la formazione del partito, un democristiano, un socialdemocratico, influiva nella capacità poi di gestire un comune? Allora, innanzitutto secondo me influiva molto la conoscenza che avevano della legislazione. Faccio un salto indietro velocissimo. Ricordo che Mazzarolli si oppose alla costruzione del Tempio dei Testimoni di Geova. Che noi abbiamo anche quello. Consultò il fratello, che era docente di diritto pubblico a Padova, Leopoldo Mazzarolli, gli disse: Antonio, io ero presente, lo sentivo, non puoi opporti perché la legge la norma non ti consente di opporti. Nonostante questo lui quella volta mi pare non venne neanche in consiglio comunale. Talmente era la sua fede cattolica che questo lo scombinava fuori di misura. E Reggiani invece su questo volava molto sopra, en passant. Va bene, allora, visto che facciamo una digressione, siamo tornati a Mazzarolli, prima non siamo riusciti a inserirlo, ma nel nostro discorso di questa seconda parte ci sta.
Alessandro e Francesca, grazie se riusciamo a vedere insieme l'inserto numero 7, l'RVM sonoro con Mazzaroli che parla delle sue, chiamiamole, dimissioni il 23 giugno dell'87, quando viene sfiduciato in Consiglio Comunale dopo, devo dire, una vita a Cassugana. Vediamolo insieme. Prima di tutto mi consenta di rinnovare un affettuoso, cordialissimo saluto a Sandro Reggiani, degnissimo nuovo sindaco di Treviso, che indipendentemente dalla collocazione politica ha tutta la mia considerazione, il mio apprezzamento e il mio augurio cordialissimo. Ci lega un'antica amicizia e credo che la città sia in buone mani. Lo stato d'animo, sarei uno sciocco, sarei un ingenuo se dicessi che non è di amarezza per quello che è avvenuto, anche per il modo con il quale sono stato licenziato, perché devo dire purtroppo così, da parte di certa dirigenza del mio partito. Credo che la Democrazia Cristiana nelle sue espressioni di responsabilità, anziché perdersi nel trovare il modo peggiore per cambiare il sindaco, avrebbe fatto bene invece a non isolarsi. Noi abbiamo raggiunto il massimo ieri di avere tutti contro, tutti indistintamente contro, non avendo più il sindaco, non essendo presenti in giunta, solo con il caso anomalo dell'amico Alfieri, di andare all'opposizione e di non aver nemmeno raggiunto l'unità del gruppo consigliare, che sia ancora più spaccato, ancora più spappolato. È un lungo cammino di ripresa al quale evidentemente tutti ci sentiamo impegnati, ma questo è un discorso che faremo in altra occasione. Io quindi non sarei un uomo se non nascondessi il rammarico e la commozione, specie appunto se correlati a modi e ragioni. Un commentino? Beh, certo, siamo qua per questo. Vede come erano quei personaggi. Lui è stato sfiduciato al suo partito, non se n'è andato, si è messo a fare banalmente il consigliere comunale. Non so quanti oggi farebbero la stessa scelta. Penso che molti direbbero: andate a quel paese, io me ne torno a casa. Uno come Mazzaroli cosa può insegnare ai politici e ai sindaci di oggi? Prima di tutto, io uso un termine diverso, entrare nell'amministrazione. Non si può entrare a gamba tesa senza neanche sapere che per comprare una matita per un comune serve un atto deliberativo con la copertura. Purtroppo spesso succede che la gente arriva e dice: voglio asfaltare la strada. No, tu non asfalti la strada, serve un progetto, serve vedere i sottoservizi che ci vanno sotto, serve soprattutto fare la gara a chi no, non si può dare a chi si vuole. Va fatta una gara, chi vince la gara, che poi anche lì ci sarebbe da fare certi discorsi, fatta la gara, bisogna averla con la copertura, solo dopo si può asfaltare la strada. Cioè, tanti non sapere lo sanno. le regole. Conoscere come non può, deve funzionare una macchina amministrativa. Questo qui allora lo ripeteremo anche a qualche altro sindaco che verrà a trovarci. Adesso invece noi andiamo avanti perché il tempo vola e i sindaci da vedere sono ancora diversi. Allora, adesso invece facciamo un salto in avanti, l'inserto è il C10, questo per Francesca, e stiamo parlando di un altro sindaco. Abbiamo parlato Vittorino. Di Mazzaroli, abbiamo parlato di Reggiani, e adesso invece a un certo punto lo chiamiamo il Re Sole, perché il Re Sole veniva chiamato così perché lui è stato anche il numero 1 della ULSS, il numero 10 di Treviso, insomma, che era l'altro centro di potere molto forte, ancora adesso, ma a quel tempo era veramente fortissimo. Allora, l'avvocato Vittorino Pavan, terzo avvocato tra i sindaci, lo vediamo in questo servizio in cui parla del nuovo stadio tennis e scopriremo perché è importante questa storia. Vediamo il servizio. Sulle roventi polemiche sollevate in merito al progetto del nuovo stadio a Treviso, il sindaco Vittorino Pavan rovescia oggi catini d'acqua, tentando così di raffreddare gli spiriti. Quel progetto non è una novità, ci è stato tramandato dalla vecchia giunta e per di più non viene a pesare sul bilancio di una sola lira. Sostiene: non riesco a capire di cosa ci si possa lamentare. Un fatto comunque certo: il caso del nuovo stadio ha provocato una spaccatura anche all'interno della maggioranza
maggioranza, rischiando di vedere l'attuale giunta imboccare una strada impervia, con 2 assessori su 7 che non danno la propria approvazione. Ma il primo cittadino, apparentemente distante dallo scomporsi per nervosismi altrui che giudica inutili e ingiustificabili, così commenta. La priorità di quest'opera non viene perché noi pensiamo che occorra lo stadio prima di marciapiede o delle strade o dell'illuminazione, ma perché tutti sanno che se non presentiamo il progetto entro il 18 novembre perdiamo 6 miliardi e 120 milioni. Per questo l'abbiamo portato adesso e non portata fra un anno, perché lo stadio è mica urgente, ma i 6 miliardi perderli sarebbe stato una cosa colpevole. Ecco, lo stadio poi, il progetto presentato al Consiglio Comunale ha strappato una unanimità di elogi. È bello, è un'opera degna di Treviso. Beh, devo dire che affabulatore, insomma, no? Perché poi dietro a questa storia, che storia c'è? Allora, prima una piccola premessa. Sindaco di Treviso e presidente dell'allora ULSS 10. ULSS 10. Non è mai mancato, io non lo so dell'ULSS, perché non è mai mancato per tempo ed edizione in Comune di Treviso. Sullo stadio, io mi chiamo dentro un giorno nel suo ufficio, che era quello dove c'era Gentilini, non so se c'è ancora il sindaco adesso, ma non era strutturato così com'è perché là è successo qualcosa di strano. Mi disse: io ho un grande disegno in testa. Mi dica, avvocato, lo stadio tennis, lì dov'è, non potrà mai avviarsi, rimarrà lo stadio di una squadretta di calcio. Allora, fermo restando che per me c'è un bisogno, non indebitare il comune, io avrei una grande idea: rendere area edificabile lo stadio, l'attuale tennis, vendere quell'area edificabile, con quello realizzare non solo il nuovo stadio, questa era l'idea che lui mi confidò, ma anche acquisire dalla provincia l'attuale sede della prefettura. Perché? Perché stranamente il comune di Treviso è proprietario del Palazzo di 300, ma la sede è a Casugana, stupenda. Ma come tutti i comuni di un certo pregio, sarebbe stato logico che la sede politica del comune, politico-amministrativa del comune, fosse nell'edificio principale della città. Io credo che non fu capito allora in quel disegno e tutto andò un po' in dimenticatoio, così come poi è andato. Un altro che aveva quell'idea lì era Giancarlo Gentilini, che si era speso per portare il municipio, per portare il comune dove adesso c'è la prefettura, e invece poi adesso di fatto è stato acquisito. Mentre per la prefettura ipotizzavano, credo dove adesso c'è la questura, adesso quella zona lì, quello era l'obiettivo. Però nel cuore dell'avvocato Pavan c'era insomma questa idea di portare in Piazza dei Signori senza toccare le risorse comunali. Questo era il grande disegno, cioè acquisendo risorse in maniera diversa. Erano le teste di allora, ragionavano così. Anche Gentilini, perché dopo ci arriviamo a Gentilini. Ma ci stiamo arrivando a Gentilini, che qua il tempo scivola via. Allora, allora questo era l'avvocato Pavan, diciamo raccontato nel suo. Però noi abbiamo visto, insomma, uno che era abituato a correre. Intanto vediamo un po' di immagini degli esterni di Casugana del Palazzo di 300, giusto per stare in argomento. L'inserto è l'11, Alessandro, se ce lo fai vedere intanto, così commentiamo anche 2 o 3. Sempre Casugana, più o meno lo stesso periodo, poi c'era anche il Palazzo di 300. Dicevo, Vittorino Pavan, il sindaco, com'era dentro proprio i suoi uffici rispetto ad esempio a Reggiani, perché mi pare che l'avvocato Pavan non abbia fatto esperienza romana, quindi abbiamo un sindaco leggermente diverso rispetto ai precedenti. Lui era affabile con tutti, ma non dava confidenza a tutti. Il suo rapporto fondamentalmente era con il suo entourage, con cui si confidava, così come si è confidato nell'episodio precedente con me. Dicevano: cosa che ne penso? Ovvio che pensavo bene, ma lui i grandi rapporti erano sempre, ovviamente, ragioneria, perché è la spina dorsale l'amministrazione comunale, l'urbanistica, l'urbanistica,
perché dobbiamo sempre... L'urbanistica non è solo lo sviluppo del territorio, in qualche maniera diventa anche un fondo cassa per il comune, e quindi uno sviluppo armonico del comune, non uno sviluppo così occasionale, e non aveva grandi contatti con i lavori pubblici, non è che ci perdesse la testa su queste cose, faceva solo gli assessori su questo, gli assessori dei lavori pubblici. Però quello che mi interessava era capire, siccome parliamo anche, diciamo, di un elemento molto importante all'interno della Democrazia Cristiana, lui, insomma, voglio dire, era uno dei capi della DC trevigiana e anche, possiamo dire, anche veneta. Ecco, lui si sentiva più forte, diciamo, rispetto a quello che poteva essere Mazzaroli nella gestione del comune, perché aveva una copertura delle spalle politiche più forti? Secondo me sicuramente sì, sapeva mostrare i denti, mentre Mazzaroli fondamentalmente era anche un buono, nel senso del termine di non aggressivo. Vittorino Pavan non si faceva mettere certo i piedi in testa da nessuno. Ma allora come ha vissuto quando lui aveva cercato di salvare Mazzaroli al suo tempo, sì, e i famosi 5 giovani all'interno sì, dell'EDC sì, fecero cadere Giunta e quindi gli fecero fare una brutta figura politica? Come la visse quella vicenda, vista dal suo punto di vista? No, non ne parlò, perché lui era molto attento alle problematiche partitiche, non le trasferiva certo nelle problematiche comunali. Qualche confidenza sicuramente potrebbe averla fatta, ma erano solo confidenze. Solo confidenze, insomma, perché c'è una leggenda in cui si dice sostanzialmente che a quel tempo Benazzi era uno dei 5 diciamo dissidenti, e dice: tu ti stai laureando stai per diventare medico, sappi che all'ULSS 10 non c'è posto per termino finché ci sono io. Questa è una leggenda e la prendiamo come tale. Va bene, allora andiamo avanti perché il tempo scivola via e andiamo direttamente al sindaco successivo dopo Vittorino Pavan, e noi continuiamo ovviamente a scaricare archivi. Qui c'è una mole di immagini, di servizi, di cose, per cui ogni puntata è come si dice un work in progress, cioè nel senso che arriva sempre materiale nuovo, va catalogato, quindi per il momento il sindaco successivo ce l'abbiamo solo in questo inserto, dove qui abbiamo il sindaco è Gagliardi, però ce l'abbiamo all'interno di una presentazione sotto al Salone dei 300. Eccolo qua, sentiamo l'audio. Di amicizia è un emblema che noi volentieri prendiamo a simbolo della bonomia delle nostre genti. Noi rispondiamo offrendo un ortaggio. Questo fa piacere al sindaco perché vuol dire che c'è un comune sentire che ci porta qui, grazie alle autorità presenti, e buon lavoro, in bocca al lupo e buon Natale a tutti voi. Quello che noi vediamo adesso sono sostanzialmente la presentazione una delle tante presentazioni annuali per quanto riguarda il Radicchio Rosso di Treviso. Siamo nel 1992, il 15 di dicembre. Ma lo spunto è dire com'è stato sindaco Gagliardi? Innanzitutto ho detto che è stato il sindaco più giovane da Mazzaroli. Anche lui avvocato, peraltro. Avvocato pure lui, così come poi lo sarà anche esatto, Gentilini. Ha vissuto un periodo, secondo me, di transizione, si rendeva conto che era in un periodo di transizione. Parliamo degli anni 92, quindi quando comincia il crollo, comincia il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Certo. Lui aveva una grande stima di Mazzaroli, prima di tutto, lo nominava spesso volentieri. Ha voluto mantenere quell'equilibrio senza avere grandi prospettive davanti, nel senso che non è stato possibile concretizzare chissà che in questo senso, perché probabilmente c'era la spada di Damocle, tra poco cambierà tutto. Quindi si sentiva che l'aria stava cambiando. Sì, decisamente sì. Ma stava cambiando anche per i sindaci, perché dal 92 al 94 dove c'è il cambio della legge che dà più poteri ai sindaci. Esatto. Perché dico 1994? Perché a questo punto con l'inserto 15 entriamo nel sindaco della svolta e ci vediamo quella che è stata una copertina che a suo tempo fece il nostro Alessandro Granziera. Vediamola insieme. Un'osteria
come qui a De Ettore, in via Manzoni. Ti va dentro, te senti, te bevi l'ombra, te mangi un sporchisso e te ciacqui. Prova a parlarci se lo vuoi, la verità ci aiuta a crescere, lo sai, ma dove vai? Ora sei sola, non fare così, oh così, è dura, e mentre tutto va in male ora, io ti voglio di più, di più, di più. Ma tutta roba ruspante, tutta roba dei cittadini. Tutta roba ruspante, tutta roba dei cittadini. Un Gentilini, potremmo dire, agli antitesi rispetto a Mazzarolli. Lui andava da Ettore, noi studentini andavamo da Gisa, al canton di 4S. E sì, antitetico. Esplosivo, istrionesco, però un altro profondo amante della città di Treviso. E un altro avvocato. E avvocato pure lui. Lui mi sorprese, io con lui ho lavorato 6 mesi. Mi sorprese una cosa, con lui, se lo ricorderà bene anche lui probabilmente. Viene eletto sindaco, mi chiama dentro e mi fa: ma è sta roba qua? E mi, sindaco, cosa? Sta toia qua. Sindaco, ma in realtà è importante. Ti adesso te vai in cassa del risparmio e te me fa portare qua a me scrivania. Vabbè, vado a vedere e dico: sindaco, ma se tutta chiusa, così, mezzo esagono, ma nera e chiusa. Qui a me scrivania. Avuto mettere sta toia qua per mangiare? No, sindaco, sta toia qua è un tavolo aperto perché vedi che i cassetti da una parte anche da quella, per far sentire il suo dirimpettaio a caso. Non mi interessa niente, voglio me scrivania. E così ha fatto. Però, per dire anche lui è istrione, sì, ma un adoratore della città. Io arrivavo alle 8 del mattino, mi trovavo già sul tavolo un foglio così, che ho scritto: in via Tal dei Tagli, che c'è una rama che nasconde, no, lo scrive in italiano, c'è un ramo che nasconde un segnale stradale. Nell'altra strada di là manca la striscia bianca per terra. Su quest'altra ancora c'è una buca pericolosa. Io partivo in quarto, davo le disposizioni, lui arrivava un po' più tardi perché partiva alle 6 del mattino, 6 e mezzo, col cane, andava in giro per la città, in bicicletta anche lui, col cane. E quando io arrivavo, io trovavo già i compiti per la giornata. Guai a quell'ufficio che non si fosse permesso di fare di corsa quello che lui voleva. Li chiamava, se sentivi urlare 8 mura più in là. Però lui ha potuto fare questo perché è cambiata la legge. Lui ha avuto il vantaggio di poter dire che se che so mi, se non che so mi, casa tutti. E questo è il grande vantaggio di questa nuova legge. Senta, però, allora, siamo arrivati alla fine. Chiaro che siamo alla fine di una prima puntata, perché qui di aneddoti io purtroppo la scaletta è il doppio e quindi siamo arrivati neanche a metà. Però dobbiamo tornare, anzi Alessandro, per favore, se torni all'ultima immagine del primo blocco, quello con cui abbiamo aperto, perché abbiamo le 2 immagini, quindi abbiamo l'immagine di Vigilio Paván e abbiamo l'immagine di Giorgio Banderali. Perché? Perché Giorgio Banderali è il, come dire, l'erede del capo. Perché nel 94 Vigilio Paván diventa sindaco di paese. E allora a quel punto cosa succede? È successo questo, a me dei giovani hanno chiesto: ci fai fare un'esperienza, io abito a paese, ci fai fare un'esperienza di una campagna elettorale? Io dissi di sì. Ovviamente, disse al sindaco, mi capiterebbe questa opportunità. Lei cosa dice? Che farà quello che te vogliono. E sì, però, ma tanto fa. Sostanzialmente la storia si è evoluta in questo modo che io divenni sindaco col ballottaggio la prima volta. Tornai e dissi: sindaco, io adesso mi metto in aspettativa, cioè te me sì,
senza nessuno. A Gentilini. Sì. E te messi senza nessuno, non te che un nome a darmi. Ma io ce l'avrei che ha sempre lavorato con me, è una persona in segreteria generale, è una persona che io stimo moltissimo, è un po' lento però è bravo. Chi sei? Banderali, mandami qua. E Banderali mi succedette al posto di capo di gabinetto. Adesso, col senno di poi, sapendo poi che vita ha fatto Banderali, e lo sappiamo un po' tutti perché l'abbiamo seguito, adesso speriamo che arrivino le immagini, perché ecco qua, adesso arrivano e poi le fermiamo, ecco, la fermiamo così e la teniamo un po' così. Eccolo là, tienila così, Alessandro, grazie. Col senno di poi, è stata, come dire, un'occasione o una condanna? Io lo riproporrei, perché lui era molto soddisfatto, si sentiva realizzato in questo lavoro e mi ha ringraziato sempre tantissime volte. Purtroppo la situazione è evoluta in maniera negativa per lui, ma non credo dipendesse sicuramente dal lavoro. Certo che la vita di un capo di gabinetto è un po' una vita persa, nel senso che tu capiti a casa. Io mi ricordo che mia moglie insegnava, e quando tornava a scuola sulle 1:30, io non c'ero, perché doveva sempre rifare da mangiare 2 o 3 volte, perché chissà quando arrivavo. Giorgio, mi permetto di chiamarlo così perché, ripeto, era come un fratello minore per me. Giorgio l'ha presa molto a cuore anche lui tutta questa operazione, e ovviamente non conosci feste, non conosci. Io mi ricordo la vigilia di Natale, è successo a me, ma poi sicuramente è successo anche a Giorgio. Vado in Piazza dei Signori, c'è una pietra che si muove. Non potremmo mica fare Natale con quei pietre che si muove, quelle di basalto in Piazza dei Signori. Abbiamo chiamato una ditta dove ho anche rischiato, l'ho fatta mettere a posto senza l'autorizzazione. Poi il sindaco ha fatto un'ordinanza, mi ha autorizzato, abbiamo messo a posto. Perché... Quindi voi arrivate addirittura prima di Gentilini? Se capiti in Piazza dei Signori e vedi queste pietre che si muove, sai che dopo sarà piena così perché è il giorno di Natale, cosa fai? La fai mettere a posto, se vuoi bene a Treviso. Grazie, ma di Treviso tutti i sindaci, io non ne escludo uno, tutti i sindaci sono stati e sono tuttora i viventi innamorati di questa splendida città. E non solo, mi pare anche i capi di gabinetto. Grazie allora Vigilio Pavan, grazie per questa testimonianza, la prima di una serie, perché qui mi sono già venute fuori degli altri spunti. Adesso noi ci fermiamo con un po' di pubblicità, poi avremo il secondo personaggio di questa puntata e lì invece parleremo di discarica ma anche di raccolta differenziata. Dopo la pubblicità. È stato un piacere, grazie a voi. Produciamo sempre più rifiuti. A Treviso città siamo dalle 70 alle 90 tonnellate al giorno di rifiuti solidi urbani che devono essere smaltiti. Dove è il problema principale? Non c'è sicurezza sulla questione cave. Difficile reperirne e soprattutto sapere giorno per giorno se anche domani si potranno portare lì i rifiuti. Vanno studiate delle soluzioni alternative e possibilmente definitive ed è uno dei punti statutari del consorzio tra comuni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il suo presidente Dall'Acqua aveva chiesto al comune di Treviso se ribadiva l'autorizzazione a questo punto che prevede lo studio di nuovi impianti. La risposta del comune è stata la richiesta di un incontro, vale a dire un sì, ma in un senso più ampio rispetto a quello previsto statutariamente. Ieri c'è stato questo incontro interlocutorio. Le risultanze dal vice sindaco, il liberale Nilo Bettero. C'è stato ieri sera il direttivo dove si sono illustrate da parte del direttivo le ragioni di questa richiesta, sono stati chiariti alcuni punti anche con un dibattito abbastanza acceso e soprattutto un dibattito molto interessante sotto il profilo tecnico e sotto il profilo anche politico. La conclusione è che la Giunta, come doveva fare, che era presente con 7 assessori su 9, voleva prendere visione de visu anche coloro che non erano al corrente molto dei problemi e de visu di quella che era la situazione. La Giunta si è riservata di dare una risposta definitiva solo dopo aver attentamente vagliato tutte le possibilità e le soluzioni. Eccoci qua, allora siamo con l'assessore all'ambiente del comune di Treviso Alessandro Manera. Lei è questo un servizio dell'87, lei quel giorno lì aveva 15 anni. Sì, incredibile vedere certe immagini,
sono fatti, non me lo ricordavo onestamente, però ecco, possiamo vedere il balzo che abbiamo fatto in avanti a Treviso grazie a tante amministrazioni e probabilmente dato da quella scelta che poi cambiò radicalmente quella che è la storia dei rifiuti a Treviso. Beh, bisogna dire intanto che il titolo di questa parte è dalle discariche alla differenziata, quindi veramente un passaggio epocale. Perché? Allora, intanto facciamo vedere un po' di cassonetti pieni a Treviso, perché così entriamo diciamo in quell'ambiente, in quel tempo. Eccoli qua, cioè noi avevamo siamo partiti da qua come comune di Treviso e siamo partiti mentre stavano discutendo, perché erano appena stati costruiti, cioè per legge dovevano cominciare a consorziarsi i comuni per trovare una soluzione nella raccolta, e quindi si cominciava a pensare intanto con questi bacini, il famoso TV1, il TV2, dove doveva andare a finire il materiale. Quindi voglio dire, era un tema già sentito, e qui si parla tra l'altro di indifferenziata. Vedendola adesso con l'occhio di oggi? Beh, sembra onestamente la preistoria, però mi fa piacere vedere anche queste immagini, onestamente, perché spesso qualche cittadino magari un po' più avanti con l'età si lamenta dicendo una volta era diverso, una volta era tutto, da quando c'è la differenziata abbiamo i cassettoni in giro, sento spesso qualche lamentela, però probabilmente perché ci siamo dimenticati anche di queste situazioni, che erano situazioni normali, perché l'immondizia si metteva fuori, c'erano questi famosi sacchi neri che io non ho mai più visto, però era questo il problema. Non c'erano i luoghi adatti dove smaltire i rifiuti, e quindi c'erano delle discariche che spesso erano a cielo aperto, non c'erano gli inceneritori, e quindi pian piano ci si è resi conto che i rifiuti che produciamo, che sono rifiuti solidi urbani, erano il vero dramma di una città. Ecco, proprio per questo, allora adesso le faccio vedere un'altra immagine. Torniamo in studio, Alessandro, con Francesca, e andiamo direttamente all'inserto 18, perché è vero, noi avevamo il problema dei rifiuti, non sapevamo dove metterli, allora li mettevamo in quelle che erano le cave, cioè i buchi dove siamo andati a prelevare la ghiaia che ci è servita per fare le case, per fare le strade, eccetera. Qui siamo dalle parti di Silea, non abbiamo ancora ben capito dove, perché queste sono tra le prime immagini dell'archivio di Antena 3, sono immagini del 1980, 1979-80, ma quello che voglio far vedere al nostro assessore all'ambiente è come si trattava il territorio, come veniva trattato il territorio e come non ci fosse proprio minimamente l'idea, perché questa è una botte completamente piena, e adesso cominciamo a vedere come e dove finiva il materiale che noi mettavamo sui cassonetti, perché questa è storia, questa è storia del nostro territorio, ed è quella storia che ancora adesso noi stiamo pagando, perché se la pedemontana è rallentata perché ogni 2x3 si trovano risultanze di un tempo di questo genere. Eccola qua, assessore. Incredibile, cioè vederlo adesso sembra veramente incredibile. Peraltro i procedimenti amministrativi erano veramente semplificati allora, perché bastava vidimare una carta a parte del comune e potevano far questo. Teniamo conto che una delle problematiche più grandi era che noi siamo in un territorio con la falda molto alta, e quindi sicuramente parte di quei rifiuti andavano a lambire la falda in momenti diversi durante l'anno, e quindi arrivava anche all'acqua che poi noi andiamo a bere tutta una serie di problematiche di contaminazione che sono veramente incredibili a vederlo adesso. Ecco, abbiamo le immagini. Ecco, ma adesso voi, come dire, so che il comune di Treviso, soprattutto la zona sud, c'è stato il tema del mercurio all'interno dell'acqua, eccetera. Qual è la situazione del nostro sottosuolo in termini di, diciamo, pulizia di acqua, di quant'altro, vedendo quello che ci abbiamo buttato sopra? Beh, diciamo che sono passati anche tanti anni, e della dismissione delle ultime discariche, la famosa mineralizzazione, cioè la distruzione fisica normale di quelli che sono i rifiuti, ormai è una fase, stiamo parlando di 40 anni, 45 anni, quindi è in una fase di completamento. C'erano anche dei pezzi di cassa da morto, non so se si vede. Ecco, vabbè, ma là il legno, diciamo, lo zinco. Il problema era quando tu mettevi anche i rifiuti industriali. Questo era un problema più grande, perché i prodotti chimici dei rifiuti industriali, specialmente delle cromature, perché allora si facevano molte cromature sul nostro territorio, hanno smaltimenti molto più lunghi. La situazione dell'acqua di Treviso è molto buona, onestamente. Siamo anche uno dei pochissimi comuni d'Italia, peraltro, che non aggiunge cloro all'acqua, perché l'acqua
ha già una potabilità elevata. Giusto per dire, questo qui è il camion del comune di Treviso, andava a scaricare, attenzione, andava a caricare a Silea. Ecco, sì, siamo in delle situazioni chiaramente, ripeto, quando ricordiamo sempre si saltavano i fossi per lungo, cosiddetto, no? Ecco, però non era tutto bello, e quindi io vorrei ricordare che grazie peraltro a quelle generazioni abbiamo fatto un salto in avanti importante. Ecco, allora, visto che però per par condicio, no? Perché diciamo, sì, questa è una cosa di destra Piave, perché solo loro di pianura facevano così. Andiamo a vedere invece l'inserto 19, perché andiamo addirittura a Vittorio Veneto, per dire che era un problema che non era solamente qui siamo a 9 di Vittorio Veneto, cioè praticamente appena sopra la casa di Gentilini, tanto per intenderci, e questa è un'altra risultanza di un'altra discarica. Qui siamo sempre nell'82 e qui abbiamo anche un altro tipo di rifiuto, perché qui non ci sono i solidi urbani solamente, poi le commenteremo assieme. Quindi possiamo già dire una cosa, che se nella prima discarica tutto sommato c'è stato il processo di decomposizione naturale, si è inertizzato, mentre qui ad esempio, oppure lungo il tragitto della Pedemontana, le gomme e quant'altro ce le ritroviamo. Cioè quella è la differenza, e c'è da aver paura, visto dalla sua conoscenza, di situazioni come queste adesso. Beh, diciamo che tu puoi ormai su questi tipi di scariche, se non le hai bonificate e con dei costi incredibili, perché poi inertizzare in un secondo tempo una discarica del genere vuol dire svuotarla completamente con costi inimmaginabili, soprattutto per le normative attuali, e separare i rifiuti che non sono ancora inertizzati come gomma, plastica, tutti i rifiuti del genere. E quindi è molto complesso. Se poi ci sono anche dei bidoni che possono contenere del materiale, smuovendo rischi anche di danneggiarli, perché anche l'acciaio si arrugginisce ma a dei tempi diversi. Problematiche no, ci sono problematiche di controllo, tu devi sempre monitorare con dei pozzi spia a valle e a monte la differenza dell'acqua, però è chiaro, questa è la situazione che avevamo. Purtroppo, bisogna anche dirlo, non c'erano degli inceneritori che potessero accogliere questo materiale, anche in altre zone, c'erano molto pochi in Italia credo allora, e forse in Europa solo la Germania era più avanti e riusciva già a gestire i rifiuti incenerendoli. Quindi diciamo è la situazione che trovavamo, però come vediamo destra o sinistra Piave la situazione era analoga. Ecco, ma giusto per capire, qui non c'erano alternative oppure questa è solo una questione di ignoranza, fra virgolette, comune? Cioè non sapevamo dove, cioè per dire c'erano pezzi anche di macchine, per intenderci lì, cioè perché non ci siamo arrivati prima? Questa è la domanda. Non ci siamo arrivati prima perché in Italia si tende a isolare il problema finché il problema non ti viene sotto casa. Questa è la verità ed è sempre così, lo vediamo anche in altre zone d'Italia anche adesso, l'abbiamo visto a Napoli qualche anno fa, lo vediamo a Roma qualvolta che l'unica discarica che hanno si blocca. Purtroppo in Italia siamo abituati a vivere sull'emergenza. Da questo punto di vista, prima che l'emergenza fosse un'emergenza ambientale, il nostro territorio si è dotato di bacini che sono in grado hanno poi fatto differenziate sempre più spinte e hanno messo in piedi impianti in grado di smaltire la parte indifferenziata. Che siamo arrivati a Treviso all'88%, siamo al limite del possibile da questo punto di vista. Però ripeto, è un po' un male italiano di arrivare fino alla fine. Se pensate, nel suo piccolo Treviso non ha ancora una rete fognaria completa, questo vuol dire che per tanti anni non era visto un problema scaricare sui canali. Beh certo, questo è un altro tema, ma lo affronteremo un'altra volta. Torniamo in studio perché a questo punto con l'inserto 20 andiamo a sentire una notizia del famoso consorzio di bacino. Qui siamo nell'87 e si comincia a discutere della nascita di quella che poi sarà Contarina, tanto per intenderci. Però tutti dicono sì va bene, però non da me, questo è il tema. Sentiamo cosa dice l'RVM sonoro, appunto il C20, e dopo lo commentiamo. I consigli dei comuni appartenenti al Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno esplicitamente confermare l'accettazione dell'articolo statutario che riguarda i suoi scopi. Lo si è deciso nell'ultima riunione del Consorzio, dal momento che spesso le amministrazioni si oppongono alla localizzazione nel proprio territorio del nuovo impianto per i rifiuti solidi urbani. Un diverso atteggiamento dei consigli comunali, afferma un documento, rimetterà in discussione le funzioni e la stessa esistenza del Consorzio. Come dire, insomma, tutto bene, sì, ragioniamo sui rifiuti, però non da me. Sì, diciamo che cambiano i tempi, ma le modalità sono uguali, nessuna
ne parlavamo poco tempo fa con diversi operatori. In questo momento, per esempio, c'è un grande problema dello smaltimento dell'amianto. Ma quale comune accetterebbe una discarica dell'amianto, anche se energizzata in questo momento? Quindi una discarica, anzi una discarica poi viene bonificata per lo smaltimento dell'amianto. Un deposito definitivo dell'amianto. Sì, esatto, perché è difficile accettare nel proprio territorio, anche se tutte le assicurazioni tecniche, che in questo momento sono anche superiori di allora, bisogna dirselo, perché non dimentichiamoci che nel Veneto in quel periodo, in anni prima, c'erano processi industriali che poi si dimostrarono lesivi per la salute, quindi la gente si fidava anche poco. Adesso come adesso siamo arrivati a un punto di gestione di tutti questi processi molto più oculato. Allora, diciamo, quello che era venuto a Marghera ancora era vivo nelle memorie. E andiamo a sentire il servizio che è l'inserto C26, proprio perché si parla di impianti e di impianti un po' particolari. Vediamolo insieme. Le polemiche dei giorni scorsi sono state dimenticate. Ad Orsago, amministrazione comunale e comitato per il no hanno stretto ieri sera ufficialmente un nuovo patto di amicizia e collaborazione verso un obiettivo che rimane comune, quello di scongiurare non solo il pericolo di arrivo dei bidoni della Jolly Rosso nel territorio comunale, ma anche la costruzione della Ecosalus, la piattaforma ecologica per lo smaltimento dei rifiuti speciali. L'occasione è venuta dal convegno organizzato al Cinema Cristallo, che aveva come tema proprio i problemi relativi alla realizzazione e alla presenza di un impianto di questo tipo nella zona. Nel corso del dibattito si è parlato infatti, grazie anche alla presenza di tecnici ed esperti, di quali siano i requisiti per i siti che ospitino i rifiuti speciali, dell'impatto che ha sull'ambiente lo smaltimento di tali materiali, delle stesse norme di carattere giuridico che devono essere rispettate in questi casi. Una volta di più si è rilevato come il territorio di Orsago non presenti le caratteristiche di sicurezza richieste. Basti pensare alla presenza nel sottosuolo di risorgive e all'alto rischio sismico della zona. Ad Orsago, insomma, la lotta all'Ecosalus è più accesa che mai. Il Comitato per il No annuncia anzi qualche possibile sorpresa proveniente dagli stessi ambienti parlamentari. Entro breve tempo dovrebbero inoltre essere rese note le risultanze dello studio che la commissione tecnico-legale nominata dallo stesso Comitato sta compiendo sugli effetti che l'ipotizzata realizzazione dell'impianto di smaltimento comporterebbe. Qui eravamo il 14 luglio del 1990, l'Ecosalus era, diciamo così, un'idea di cominciare a gestire lo smaltimento però di rifiuti speciali perché qualcuno aveva già capito che qui poteva esserci, diciamo così, il business, e in particolare erano gli industriali, perché in quel periodo, come dire, le aziende stavano producendo diverso rifiuto industriale e i costi di smaltimento erano decisamente molto elevati. Sì. Però, già che siamo, smaltiamo anche i rifiuti della Jolly Rosso. Ricordiamo che Jolly Rosso è stato un caso internazionale perché era una nave che è andata giù fino nel Corno d'Africa, dove doveva smaltire dei rifiuti speciali ma altamente inquinanti. Qualcuno ha denunciato il fatto e la Jolly Rosso è tornata in Italia, dopodiché non so come è andata a finire, magari cercheremo nei libri di storia, però per dire che il problema dei rifiuti è un problema, diciamo, locale ma anche nazionale ed internazionale. Sì, allora questo è, però come vedete sono cambiati i tempi, ma non è cambiato poi molto il comitato del sì, il comitato del no. C'è da dire che adesso, fortunatamente, da prima del 1990, ci sono delle commissioni, si chiamano commissione VIA, valutazione impatto ambientale, sono molto importanti, spesso sottovalutate peraltro, e sono in capo alla provincia, alla regione o quella nazionale, in capo al Ministero dell'Ambiente, che determinano tutti quei siti, la possibilità di mettere un sito delle variazioni industriali, proprio per evitare situazioni di inquinamento possibile, o ci sono le richieste, tutte le compensazioni per mettere in sicurezza i siti. Sono importanti perché sorpassano quelli che sono gli enti locali, perché se il sito è di rilevanza sovracomunale lo sorpassano, ma danno la possibilità alle amministrazioni di dirla loro e quindi fare le prescrizioni. Un esempio può essere l'ospedale, un aeroporto, ma anche una discarica oppure una gestione e smaltimento rifiuti. Ecco, gestione e smaltimento rifiuti intesa come, diciamo così, differenziata, quindi riciclo, oppure anche come termovalorizzatore o inceneritore, come si diceva una volta? Entrambi vanno a valutare tutti quei processi industriali. C'è a dire che termovalorizzatori da noi in Veneto poi non ce ne sono, non c'è più la possibilità neppure di farli perché la legge regionale non li ha previsti, e quindi è un tema chiuso. C'è da dire una cosa, che più si alza la differenziata, chiaramente meno il termovalorizzatore serve e quindi diventa antieconomico. Il problema resta sui rifiuti speciali industriali, dove sì, lì è un costo indiretto per le società, per le aziende che li producono, perché chiaramente noi diciamo sempre dobbiamo lavorare, ma dall'altra parte i rifiuti dove li mandiamo?
Se li mandiamo in Germania a smaltire o in altre regioni, il costo sale e le nostre aziende diventano diventa antieconomico il loro smaltimento. È chiaro che un cane sembra che si morde la coda e ancora adesso è difficile soluzione. Ecco, ma allora adesso in Veneto cosa funziona? Fusina e Padova? Allora... Sì, sono gli unici due autorizzati, sembra che, adesso mi ricordo bene, la legge regionale non ne ha approvati altri, però ripeto, più la differenziata si alza e meno saranno necessari, mentre in altre regioni, come per esempio la Lombardia, si è deciso di spingere meno sulla differenziata ma avere dei termovalorizzatori importanti, l'esempio è quello di Brescia, che poi dall'altra parte però fa un effetto ambientale perché scalda l'acqua che serve per scaldare le case dei bresciani e dell'Interland, quindi è meno caldaie, quindi inquini meno l'aria, quindi in questo processo è difficile capire quale sia corretto o quale no. Ecco, ma allora, visto con gli occhi di uno che non ha visto il passato ma lo sta vedendo adesso, ma vive il presente e ha un'idea del futuro, verso dove si deve andare? Verso una differenziata 100% impossibile? Verso un termovalorizzatore che però nessuno vuole? Cioè, qual è la strada? Allora, diciamo che noi viviamo su un territorio fortunato e che però non è un benchmark in questo momento, cioè dovrebbe esserlo ma non lo è. Faccio un esempio, se tutti i comuni del Veneto andassero con la differenziata come va il Consorzio Priula, cioè i comuni del Consorzio Priula, e anche Savno, diciamoli tutti e due. Sì, e Savno, provincia di Treviso, via. Ecco, provincia di Treviso, ecco, i trevigiani in generale della provincia di Treviso, se tutto andasse così, i termovalorizzatori sono no più che sufficienti, possiamo importare anche materiale da altre regioni. È chiaro però, lo sappiamo, la provincia di Venezia, Padova, hanno livelli di differenziata molto diversi e quindi quella parte residua deve andare a un termovalorizzatore o a una discarica e quindi la soluzione è spingere ancora di più gli altri comuni per andare verso la differenziata. Ma guardando adesso e come ci siamo costruiti rispetto al passato, per quello sono partito dai cassonetti, vuol dire che noi siamo partiti da un'indifferenziata assoluta. Siamo un esempio, cioè possiamo dimostrare che è possibile ad esempio fare la raccolta differenziata spinta anche in un centro dedicato come potrebbe essere Venezia? Sì, secondo me sì, cioè, adesso non voglio entrare nei panni degli amministratori di Venezia, però c'è da dire che lasciamo stare Venezia, ci sono altri comuni capoluogo che sono ben distanti dal nostro 88% e diciamo la media della popolazione è quella, quindi se prendiamo il bacino Priula fa 550.000 abitanti o Savno più o meno sono 350.000, 400.000 abitanti e quindi sono una città enorme, una città diffusa, quindi tanti altri capoluoghi potrebbero farlo, quindi non vedo la problematica. Certo che è una scelta politica complessa perché non furono rose e fiori passare alla differenziata, anzi ci furono molte polemiche, Treviso stessa fu, diciamo, però poi secondo me vedendo quelle immagini è importante che le facciate vedere, quando le persone si ricordano, perché le immagini danno memoria, allora uno dice no aspetta che cambiamo strada. Allora visto che sono le immagini, andiamo a vedere l'inserto 24, lo commento mentre lo vediamo perché visto così non dice molto, ma è un momento davvero particolare. Inserto 24 ci fa vedere... vediamo se eccolo qua, lo faccio vedere perché visto così è un cassonetto, è un container, però questo container è stato classificato nell'archivio come attentato, cioè gli hanno messo sotto una bomba incendiaria che poi in realtà non è partita, ma la cosa curiosa, eccolo qui dove aveva appiccato l'incendio, la cosa particolare è che questo è il primo blocco di quello che poi diventa il sito di Lovadina. Quindi voi vi state vedendo le prime pietre, diciamo, di quello che in questo momento raccoglie, gestisce e divide, cioè il cuore, diciamo, pulsante del meccanismo della differenziazione del rifiuto nella Marca trevigiana. E qui perché gli hanno messo la bomba incendiaria? Perché non lo volevano lì. E allora quando vediamo queste immagini ci ricordiamo che bene ma no da me. Sì, è il famoso, allora noi che siamo molto locali... Non so, adesso lì c'è un capannone dando per dire. Ecco, questo era... il famoso NIMBY, no? Mai dietro casa mia, però da qualche parte si dovevano fare queste attività. Forse vedendola con lo spettro attuale della provincia di Treviso, del Veneto, magari... Poi come sono nate le nuove strade, magari c'erano anche delle posizioni diverse effettivamente, però poi col senno di poi si fa presto a dirlo. Cioè dire che Contarina ma anche Savno funzionano benissimo e la differenziata spinta funziona molto bene. C'è una seconda frontiera di questo, perché è la seconda frontiera che si sta affrontando adesso, la produzione del biogas, del biometano, perché grazie a quello il ciclo sarà completo e tu potrai alimentare i mezzi di Contarina o Savno, che già un po' lo fa, ma soprattutto anche i mezzi di MOM, tranne il biometano prodotto dai nostri rifiuti. Quello è la chiusura di questo cerchio, perché altrimenti hai sempre l'umido
che va sì in fermentazione, lo smaltisci, ma non ha un valore economico. Avrà un suo valore economico che è diciamo, il ciclo completo della differenziata. Ecco, come assessore all'ambiente lei partecipa a tavoli, partecipa a confronti, va a prendere anche premi a Roma, mi pare, con Lega Ambiente. Ma quando porta l'esempio della marca trevigiana, cosa le dicono? Beh, mi fa un po' sorridere perché ogni tanto sono andato a prendere questo premio a Roma, no? E soprattutto 2 volte sono andato a prenderlo in momenti un po' in cui Roma aveva i cinghiali per strada. E quindi sicuramente ci fanno i complimenti. Mi dà una cosa mi dà veramente fastidio, ecco, questo lo dico proprio sinceramente, è quando sento dire, e queste immagini aiutano a perorare la mia causa, dire ma voi siete partiti da un livello diverso. No, non è vero. Non è vero, no, perché spesso lo dicono, no? E anche il PNRR tende a finanziare quelli che sono rimasti in ritardo. Io non sono mica tanto d'accordo. Se le amministrazioni locali di altre latitudini, che possono essere anche a ovest, a est di noi, a sud, non hanno fatto diverse scelte e i cittadini non sono pagati quelle strutture, non è che adesso bisogna dire sì, ma voi siete più fortunati di noi. No, ecco, no. Qui facciamo vedere invece un'altra cosa. Sì, perché questo è l'altro passaggio, cioè qui cominciamo a ragionare sulla raccolta differenziata. Queste sono le prime campane, qui sono a Villorba, ma fa parte del bacino del TV1, quello che poi diventa Contarina, e queste sono l'introduzione delle prime campane che sono state tra l'altro inserite a Villorba. C'era una conferenza stampa di presentazione, ma mi piaceva farle vedere, perché molti sono già dimenticati anche di queste, eppure hanno fatto la storia. Questo invece era il cassonetto, diciamo così, dell'indifferenziata, e poi ce n'era un altro che poi è stato inserito. Qui è già il passaggio successivo, quindi cominciare a spiegare, ecco, quanto serve, quanto è importante insegnare ai cittadini, ad esempio, ecco, le pile. Primi raccoglitori delle batterie esaurite. Sì, perché poi questa cosa qui. I farmaci scaduti. Ma le pile mollate nell'ambiente, lasciate per terra, sono veramente inquinanti, cioè distruggono un po' il territorio. Guardando queste immagini qua, quante storie abbiamo fatto? Sembra la preistoria vederla così, però ripeto, ad altre latitudini è la realtà quella, non è quindi. Ma io dico una cosa, che allora noi stiamo facendo un lavoro pazzesco con Contarina e Priula, posso parlare di quello che si fa chiaramente nel consorzio Priula, anche con le scuole. Anche se in realtà Treviso è stata fuori per molto tempo, perché aveva il suo giro di raccolta che era contro gli servizi. Certo, io vorrei sottolineare, e quindi lo saluto e lo ringrazio, che fu uno degli ultimi atti dell'amministrazione di Gobbo, i tanto vituperati leghisti del partito a cui appartengo, che decisero di introdurre uno degli ultimi consigli comunali, di far entrare la differenziata anche a Treviso, che poi onestamente la Giunta Manildo portò a suo compimento, però c'è da dire che fu l'amministrazione Gobbo a far passare quell'ultimo atto in Consiglio Comunale, prima in Giunta e poi in Consiglio Comunale, per far entrare anche Treviso. Però io dico, parte tutto l'educazione dei bambini, perché gli adulti cambiargli le abitudini, ma quei bambini che a 10, 12, 13 anni gliel'hai spiegato, 10 anni dopo hanno 23 anni, 21 lei anni. è il bambino. No, io sono un po' prima. Certe immagini, il primo servizio aveva 15 anni. Io mi ricordo, ecco, io vorrei un ricordo, c'era una campana vicino a Piazza del Mozzato a Treviso. Facciamo rivedere le campane, Alessandro. Bellissimo. Volevo dire, mia nonna andava con tutte le bottiglie di vetro, e mi ricordo sto rumore di sto eco, e poi quando le svuotavano, perché svuotarle faceva un rumore. Ecco qui abbiamo la raccolta di carte. Io mi ricordo questa cosa qua. Però dico, adesso noi stiamo affrontando già una fase diversa, perché noi stiamo differenziando i cestini del pubblico, cioè i cestini che sono a Treviso adesso cominciano a essere differenziati a 3. Quindi stiamo spingendo oltre, e io vedo onestamente che la gente abituata a fare differenziata a casa la fa regolarmente. Poi quello stupido che fa l'abbandono, anzi, quello che di solito fa l'abbandono poi telefona a noi. Sì, esatto. No, nel senso che quello che abbandona, ti arriva quell'altro e dice: guarda che c'è la lavatrice lungo la strada. Sì. Allora noi facciamo il servizio, voi intervenite e avanti così. Esatto. No? Però diciamo che, a parte una piccola percentuale di stupidi, cioè adesso stiamo facendo i cestini differenziati, i cestini normali, no? E la gente vedi che butta la carta da una parte, la plastica da un'altra, l'indifferenziata dall'altra. Quindi è un'abitudine, è stata anche veloce, quindi i trevigiani sono stati bravissimi, io dico la verità, e la frontiera è quella. Però ripeto, il biogas sarà quello che cambierà ancora la storia, tutta questa storia qua sarà il biogas. Bene, allora adesso noi ci fermiamo per la pubblicità. Poi il prossimo passo, affronteremo un territorio degradato
che più di qualcuno ha cercato poi di, come dire, riutilizzare. Il caso è quello di via Orsenigo, ma dopo la pubblicità. Il comune di Cessalto non ne vuol sapere dell'installazione nel suo territorio dell'impianto di stoccaggio e inertizzazione di rifiuti tossici e nocivi deliberata lo scorso mese di settembre dalla provincia. Dopo la presa d'atto della giunta municipale, che non fu un assenso, viene sottolineato, bensì un modo per prendere tempo e raccogliere tutti gli elementi necessari per una definitiva valutazione del progetto di massima, e mentre la DC locale, che si trova all'opposizione, ribadisce con vigore il suo dissenso nei confronti della scelta della zona industriale di Cessalto per la collocazione dell'impianto, ora l'amministrazione PC-PSI Indipendenti di Sinistra scende in campo schierandosi apertamente sul fronte del no. Perché? Perché abbiamo avuto il tempo in tutti questi mesi di esaminare attentamente il progetto della provincia con tecnici di nostra fiducia e riteniamo che un impianto di questo tipo, per le lavorazioni, per i processi chimici che esso prevede, non possa sorgere vicino a un centro abitato, a 200-300 metri da un centro abitato ed in mezzo alla zona industriale del paese. Ma in che cosa dovrebbe consistere tecnicamente questo impianto che desta tanti timori? Lo spieghiamo in cifre. Vi verrebbero infatti trattate 35.000 tonnellate l'anno di fanghi provenienti dalle province di Treviso e Belluno e presumibilmente da alcune zone del Friuli. Almeno 30.000 tonnellate annue di rifiuti verrebbero poi stoccate e quindi inviate all'impianto di Marghera. Riguardo specificamente ai rifiuti, proverrebbero da industrie galvaniche, meccaniche e dal trattamento di metalli, fotografia, pigmenti, vernici, smalti e fanghi di impianti di depurazione industriali. La paura più grossa, dicono tutti, al di là delle garanzie di sicurezza fornite dall'impianto stesso, sta proprio nella natura e tossicità dei materiali trattati che verrebbero a trovarsi a non più di 300 metri dal centro abitato. Una prospettiva decisamente da evitare, ci ha detto il consigliere comunale DC Luigi Tosatto. Ecco, noi siamo sempre stati contrari a questo impianto, fin dal suo inizio. È una faccenda nata male e anche condotta male, secondo noi dall'amministrazione provinciale e anche dal comune. Oggi vediamo che anche l'amministrazione comunale è venuta sulla nostra posizione. Noi siamo sempre stati contrari a questo tipo di impianto, perché è un'attività chimica di base, non è un maglificio, non è un'industria così. È arrivato a Cessalto una fabbrica che veramente viene a sconvolgere il territorio. Il polso della situazione sarà comunque efficacemente misurato domani sera, quando gli abitanti di Cessalto, riuniti in assemblea, faranno sentire la propria voce, sul cui tono non c'è, a quel che sembra, da dubitare. E questo era un servizio del 22 gennaio del 1987, per la cronaca poi ci fu l'assemblea con i cittadini, un'assemblea alquanto tesa con la provincia, insomma alla fine non se ne fece più nulla, perché poi come sempre i cittadini votano e di conseguenza i politici si piegano. Però va detto che l'assessore Manera, mentre guardava il servizio, ha cominciato a fare un po' di puntualizzazioni del tipo: ad esempio, dovendo fare un impianto di trattamento dei rifiuti, perché comunque i rifiuti non è che puoi lasciarli lì, vanno trattati come poi abbiamo imparato a trattarli, a separarli, eccetera. Dove andava fatto? Sì, allora qui è un male del nostro territorio, cioè aver costruito le aree industriali praticamente isolate rispetto alle grandi vie di comunicazione. Quindi qui fanno riferimento a dire, bene, non devo smaltire i rifiuti, sì, ma i rifiuti provenivano da aziende che lavoravano a 50 metri dalle case. Quindi una galvanica che lavorava a 50 metri dalle case aveva un grado di rischio altissimo. I rifiuti della galvanica da qualche parte dovevi portarli, quindi dovevi anche trasportarli e quindi aumentavi il rifiuto. La verità è che i tedeschi sono stati molto bravi, anche i francesi, perché io sono a vedere le aree industriali tedesche e francesi, sono fatte bene, sono fatte a ridosso di grandi vie di comunicazione, sono isolate, ce ne sono poche ma più grandi e soprattutto hanno uno smaltimento rifiuti centrale rispetto alle aziende, perché altrimenti il trasporto è un altro problema, perché mi faceva sorridere, io conosco un po' delle aziende che erano là attorno, uno le va a vedere e dice sì, ma come facevano, perché non è che venivano dai marziani questi rifiuti, e quindi fa un po' impressione è che c'è stata, come sempre, non c'è stata una pianificazione
diciamo, di un certo livello del nostro territorio. Quindi ci ritrovavamo a zone industriali completamente isolate. Se pensate alla zona industriale di Dosson è ancora isolata, e per fortuna che sono aziende salubri, ma se ci fossero state galvaniche o aziende del genere, e tutti quei rifiuti da qualche parte dovevi smaltirli. Quindi guardando con gli occhi del presente e progettando il futuro, le nuove aree industriali, ammesso che ce ne siano perché noi stiamo cambiando la nostra economia, o comunque arriva un industriale e dice vorrei impiantare questa azienda, come lo deve gestire il pubblico, cioè chi può dare le autorizzazioni? Allora, secondo me devono essere poche, intercomunali, cioè non può essere che ogni comune si faceva un'area da 20 capannoni, devono essere isolate ma collegate alle grandi vie di comunicazione. In questo modo tu puoi avere lo smaltimento di rifiuti, puoi avere la gestione di quello che è l'area industriale in maniera sicura. Farle come abbiamo fatto noi, che ogni 3 case c'era un capannone, perché era quello il Veneto, diciamocelo francamente, piccoli artigiani, piccole aziende, tutto piccolo, però ha creato questo tipo di problemi. Non è che fosse, perché poi c'è stata anche un'economia importante e quindi bisogna anche riconoscerla. Dall'altra parte, dove si sono fatti questi tipi di attività, sono state fatte male. Marghera ne è un esempio, dove non è stato sicuramente, certo hanno isolato le aziende in un punto della laguna, però ha fatto un altro tipo di disastro. Quindi diciamo l'esempio contrario allora non era. Se uno adesso va a vedere cosa succede in altri paesi, diciamo c'è un profilo diverso, anche perché è bello avere le case, diciamo il centro abitato o le case in generale lontane da quelli che sono i capannoni industriali. Non è sicuramente bello avere il capannoncino accanto a casa. Quindi magari anche l'idea di poter fare i crediti, diciamo, edilizi, cioè le cubature, per cui tu puoi demolire un capannone da una parte, ti rimane il credito per poter ricostruire dall'altra, riportare alla naturalità un territorio per poi ricostruire, insomma, ci sono le possibilità che una volta non c'erano. Certo. Purtroppo il tempo scivola via, potremmo discutere perché qui ne abbiamo di esempi da affrontare, ma dobbiamo concentrarci perché il titolo di quest'ultima parte è appunto il caso di Via Orsenigo. Allora, Via Orsenigo, per chi non lo sapesse, era una discarica, in realtà lo è ancora perché sotto il materiale c'è, proprio alle porte della città, a ridosso dell'ex Fontebasso, all'entrata, diciamo così, di Treviso dalla parte della Feltrina. È sempre stato così un buco nero, chiamiamolo così, dove le varie amministrazioni hanno cercato sempre di dare una soluzione, perché una volta chiusa la discarica, tra l'altro non aveva neanche i camini, lo vedremo, e c'è chi ha detto bisogna costruirci qualcosa sopra, insomma bisogna renderla di nuovo operativa. La prima idea che noi abbiamo trovato nell'archivio è l'inserto 27, dove abbiamo un Vittorio Zanini, assessore allo sport, che ha un'idea mirabolante. Guardiamolo insieme, è del 1987. Pare proprio che il velodromo polifunzionale coperto che l'assessore allo sport Vittorio Zanini presentò mesi or sono con questa conferenza stampa riuscirà ad approdare a Treviso, dopo aver superato i 1000 dubbi sorti di recente dopo la comparsa di una candidatura a Verona. Un'ulteriore conferma, dopo quella rinnovata dell'appoggio da parte della Regione Veneto, è venuta oggi pomeriggio da Castelfranco, dove Zanini, su mandato della giunta trevigiana, ha incontrato il presidente e vicepresidente della Federazione Ciclistica, Omini e Ferrini, assieme al presidente regionale Coccato e a quello della Commissione Tecnica Nazionale Carlesso. In buona sostanza, il vertice dirigenziale del ciclismo italiano ha riconfermato l'appoggio alla candidatura trevigiana. Non è stato firmato alcun protocollo definitivo, ma le parti si sono lasciate con l'impegno di presentare al più presto la documentazione di rispettiva competenza. Da parte federale il progetto di massima con il preventivo di spesa, da parte comunale la stesura della convenzione che tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale. Si auspica che il tutto possa essere presentato al prossimo Consiglio federale del ciclismo entro l'estate. Riconfermati anche i termini di massima dell'accordo, il Comune metterà a disposizione l'area che stiamo vedendo nella zona di Via Feltrina, gli oneri di urbanizzazione ed un contributo fisso indicativamente di 1,5 miliardi da versare in 10 rate annuali. A carico della Federazione ci saranno l'appalto e la costruzione dell'impianto, oltre alla gestione dello stesso che potrebbe essere affidata ad un consorzio pista. Il tutto dovrà avere il placet del Consiglio Comunale ed è forse questo, con i travagli attuali di Palazzo 300, l'ostacolo più pericoloso. E insomma, un velodromo sopra la discarica di Via Orsenigo. Intanto mi ha fatto anche una certa tenerezza vedere Vittorio Zanini che ci ha lasciato qualche anno fa e che manca ancora tanto al Consiglio Comunale. Con le norme attuali non potrebbe costruire niente sopra la discarica di Via Orsenigo. Io vorrei sottolineare una cosa per i trevigiani. La discarica di Via Orsenigo, se uno va in Google Maps, trova discarica comunale in stato di abbandono. La parola ex discarica
ce la siamo tramandata, ma non è una ex discarica, è in stato di abbandono. Infatti adesso, fra poco, cominceremo la bonifica di Via Orsenigo. Non come dire, spoileriamo subito la cosa, però perché volevo arrivare lì, nel senso che, giusto per capire, voi avete dato un'occhiata, cosa c'è ancora sotto, cosa sta succedendo, perché abbiamo visto i camini ed era, qui stiamo parlando dell'87, so che i camini li ha messi la Camuzzi ancora a suo tempo all'inizio degli anni 80, quindi là sotto macinavano cose. Sì, diciamo che allora noi abbiamo fatto 1 anno e mezzo, quasi 2 anni di carotaggi per vedere qual è la situazione dei rifiuti, che poi hanno una conformazione anche un po' particolare, sono quasi 28 metri verso il basso e purtroppo in qualche punto lambiscono la falda, perché una volta non c'era questa cosa l'abbiamo visto all'inizio, di stare attenti alla falda. L'abbiamo visto all'inizio. Esatto, quindi anche da noi è stato fatto questo e diciamo che sono in una fase di inertizzazione molto spinta, non ci sono situazioni particolari. Noi abbiamo tutti dei pozzi spia, cioè dei centri controllo dopo la discarica che ci sanno dire qual è la qualità dell'acqua, perché chiaramente a seconda dell'altezza della falda, a seconda dei momenti di siccità o della piovosità, perché è un altro problema, quella discarica non è stata baulata, come si suol dire, cioè si è messa della terra, quindi l'acqua trafila dall'alto verso basso quando piove e quindi va a trascinare dai rifiuti verso la falda. Quindi queste due situazioni, la falda alta o l'acqua che va dall'alto verso il basso, tendono a portare giù sostanze. Per tantissimi anni erano sostanze nocive. Adesso praticamente non si trova quasi niente, si trova un po' di valori di sodio un po' più alti, ma stiamo molto attenti, verrà fatto un lavoro importante. Allora, giusto per rimanere sempre Via Orsenigo, c'è poi chi invece si è inventato un'altra cosa. Andiamo al 14 luglio del 90. Siamo in un periodo in cui c'è quello che si dice il primo arrivo degli extracomunitari nei nostri territori, comincia a esserci la prima presenza straniera perché cominciavano a esserci bisogno di braccia per lavorare, l'inserto è il 28 e guardate un po' cosa si inventa il Comune di Treviso nel 1990. La tendopoli, proprio in quanto provvedimento di emergenza, è la prova lampante dell'indifferenza dei nostri amministratori, che si muovono in ritardo e con soluzioni tampone. Questa è in sintesi l'accusa dei comunisti di Treviso. Ed ancora, è inaccettabile che in una città come Treviso, ricca e che si autodefinisce civile e cristiana, si arrivi a prendere un provvedimento che di cristiano ha ben poco. Tanto più che sistemare delle persone già in situazione difficile sopra un'ex discarica, anche se in via provvisoria, rappresenta comunque una soluzione arraffazzonata, inadeguata, ma soprattutto insalubre. Da qui l'esposto che un consigliere comunale del PCI, Giulia Brotto, ha presentato stamane alla Procura della Repubblica. Perché questa iniziativa? Intanto perché siamo andati a visitare questa tendopoli e è una situazione indegna, sicuramente la zona è insalubre, prova ne sia il fatto che hanno provato a piantarci anche alberi e piante, non è mai cresciuto niente in quel posto, ci sono un'erbetta stenta. E poi perché abbiamo saputo che esiste rispetto a quella zona un'ordinanza di divieto di insediamenti, appunto perché è insalubre, a cui è stata fatta deroga per un accampamento di zingari che si è fermato lì per una festa una quindicina di giorni qualche tempo fa e ha avuto questa deroga a patto che per esempio non si scavassero buchi eccetera. Infatti solo il fatto di aver scavato per mettere le fognature ha fatto venire a galla liquami di ogni tipo perché evidentemente il terreno prima di digerire tutte le tonnellate di rifiuti che ci sono lì sotto ci mette qualche anno, non è una cosa né semplice né breve. Ecco, avete raccolto le lamentele di quelli che poi saranno ospitati o un'iniziativa che è partita da voi? No, è un'iniziativa che è partita da noi. Evidentemente questa gente che non sa dove andare va dovunque, la mettono, però terreni di proprietà comunale ce ne sono tantissimi, io penso all'area che sarà destinata alla Treviso Servizi. Se è vero che si tratta di una soluzione temporanea, cioè non si intende lasciarli lì a vita, si può benissimo utilizzare quell'area che è un'area normale, sana e che non ha nessun problema di questo tipo. Ci sembra oltretutto che anche dal punto di vista simbolico, l'accostamento tra gli extracomunitari che vengono qui a lavorare, tra l'altro lavorano quasi tutti nelle aziende trevigiane, e la spazzatura sia una cosa assolutamente inaccettabile e non utile a quell'inserimento che a parole tutti dicono di voler favorire. Grazie. Commento? Che sarà l'unica volta che devo dare ragione a una comunista. No, effettivamente è una cosa improponibile adesso.
Ma è chiaro. Cioè, era improponibile anche allora. Sì, non so quale norma abbiano avvocato, perché effettivamente poi c'era già l'ARPA, quindi a questo punto probabilmente le norme erano molto più sul fatto che ti metteva delle prescrizioni, non scavare buche, probabilmente allora bastavano per la norma di allora, adesso sarebbe proprio una cosa improponibile, no? Il sindaco viene arrestato dopo un minuto perché è responsabile della salute pubblica, anche di gente che ospita pro tempore, sarebbe veramente impossibile adesso fare una cosa del genere. L'ha lasciato un po' a bocca aperta sta storia. Sì, no, incredibile, no? Mi ha fatto sorridere quella degli zingari, che prima gli ha detto di no e dopo, siccome questa è stata una cosa... Va bene, però andiamo avanti perché il tempo vola, perché poi dobbiamo anche spiegare perché siamo arrivati al caso di via Orsenigo, e andiamo direttamente invece al C29, l'iniziato C29. Siamo nel 91 e qualcuno comincia già a avere un'idea, diciamo, un po' più ecologica di quest'area, ed è l'assessore Attilio Giomo, suo predecessore. Vediamolo insieme. L'ex cava di via Orsenigo, proprio quell'area che porta ancora i segni di ciò che era, appunto una discarica di rifiuti urbani, nelle esalazioni maleodoranti, diventerà un parco. È ancora un'ipotesi, ma che tradotta in realtà sarà un primo esempio di quella ricomposizione ambientale di cui si è parlato anche a proposito delle discariche provinciali di Istrana e San Floriano. In via Orsenigo a Treviso, pertanto, potrebbe sorgere un parco osservatorio per sperimentare le effettive possibilità di recuperare luoghi degradati. Questa sfida parte con l'edizione 1991 della tradizionale Festa degli Alberi, presentata stamane a Cassugana. Un'iniziativa dell'assessorato comunale all'ecologia e all'istruzione e che si inserisce in un più ampio programma di educazione coronato il 5 giugno prossimo dalla Giornata Mondiale dell'Ambiente. Ecco quindi anche l'impegno programmatico di questa amministrazione per poter non solo proporre, ma realizzare almeno un parco cittadino. L'albero ha un significato simbolico e su questo non mettiamo in dubbio, però è molto importante che ci sia una somma di alberi, un ambiente fatto da alberi, dove l'uomo si inserisce in maniera molto educata e anche attiva. La festa degli alberi si terrà sabato prossimo presso la scuola elementare Giovanni Pascoli. Vi collaborano la Regione con il Servizio Forestale di Treviso, l'Associazione Nazionale degli Alpini, la circoscrizione comunale numero 5 di Santa Maria del Rovere e la direzione didattica del Primo Circolo. E si lavora su due fronti, praticamente una mostra itinerante e una drammatizzazione, una serie di interventi degli alunni in tema ecologico, naturalistico, ambientale. Per l'ambiente, per l'ambientazione esterna, praticamente ci sarà la consueta tradizionale, diciamo così, positiva posa in opera con le autorità e degli inviti che sono stati promossi e organizzati dal Comune di Treviso. Il Servizio Forestale Trevigiano consegnerà ai bambini 55 piante dei generi usati per i rimboschimenti, aceri, frassini, betulle, pini domestici ed altri ancora. Un numero simbolico di alberi, si è detto, che verranno messi a dimora nel giardino della scuola. Va sottolineato che durante l'anno gli insegnanti hanno svolto un lavoro didattico di educazione ecologica con i bambini. Con queste intenzioni e con la volontà di creare, per quanto lentamente e ancora in via sperimentale, una cultura per l'ambiente, si auspica di poter celebrare la Festa degli Alberi del 1992 proprio in via Orsenigo. A quel tempo lei aveva 20 anni, giusto? Sì. E si parlava di questa via Orsenigo, della Festa degli Alberi. Tra l'altro, mentre vedevamo il servizio, già si parla di forestazione. Sì, è interessante, effettivamente poi uno pensa di arrivare sempre con delle novità, però effettivamente sono dei temi, e questo è bello peraltro, perché vuol dire che il nostro territorio era già pronto a seguire temi che tutti pensano di aver scoperto con Greta Thunberg. In realtà si vede che alle nostre attitudini c'erano persone preparate. Allora, adesso non sarebbe possibile perché in realtà la discarica rimarrebbe una discarica anche con degli alberi sopra, perché non è messa in sicurezza rispetto alla piovosità dell'acqua. Però sicuramente si era già molto avanti. È bello anche quello che già si iniziava dalle scuole a spiegare quello che è l'ambiente. Adesso si parla di sostenibilità, è bello perché sono introdotte parole nuove, no? Resilienza, sostenibilità, e allora si assessore all'ecologia è diventato assessore all'ambiente. Sì, esatto. Non ci sarà neanche più, secondo me, c'è stato il MITE, Ministero Transizione Ecologica, per dire già siamo un passo avanti, è tornato indietro, ma
era andato avanti. Allora, mentre adesso facciamo rivedere solo le immagini, Alessandro e Francesca, della discarica di Via Orsenigo, quindi magari riproponiamo le immagini, quella ma secondo me il servizio, quello degli extracomunitari, che si vede proprio veramente la discarica, perché qui diamo la notizia, diciamo, l'oggi e il domani dell'ex discarica o della discarica, quale sarà e qual è? Beh, l'attuale discarica diventerà un'ex discarica, quindi verrà fatto il processo di bonifica completo, che vuol dire fare una ribaulatura. Cioè? Bisogna creare Allora, qui vediamo, qui è piatto. Abbiamo detto prima che piatto, magari anche un po' incavato, perché poi cede un po', diventa un catino. Esatto. Voi cosa farete? Noi faremo una baulatura, che vuol dire che viene costruita una specie di montagna sopra. Una collinetta. Sì, una collinetta, considerando che sono 10 ettari questa, quindi una collinetta grande, Ci si può giocare a golf. con uno sbalzo di qualche metro, quindi in realtà per creare le pendenze, fatto con materiale drenante, vuol dire che spinge l'acqua verso l'esterno, quindi l'acqua non trafila più dall'alto verso il basso e non passa attraverso i rifiuti rimasti all'interno, perché nessuno sa esattamente cosa c'è, quello è il problema. Non è che ci sono dei codici per cui la gente andava là, diceva ho portato questo. Si pensa, quindi... Ma nei carotaggi cosa vi viene? I carotaggi ci hanno detto quello che è rimasto, però i carotaggi sono 20, plastiche, 30 plastiche, qualche pezzo di lavatrice, sì, tutto, però ripeto, su 10 ettari tu fai tot carotaggi, ma non puoi vedere tutto considerando le dimensioni. Verrà fatta questa baulatura, come detto, e convoglierà l'acqua verso l'esterno. L'acqua verrà depurata, verrà prelevata l'acqua del sottosuolo e ancora depurata se inquinata e rispinta verso la falda, quindi avremo un processo integrato. Sopra verrà fatta un'alberatura di una certa dimensione e verrà posizionato, che secondo me è la cosa più interessante, un sistema fotovoltaico importante che produrrà energia pulita per le attività del comune. A questo punto poi decideremo con le comunità energetiche dove manderemo questa energia. Quindi siamo passati da un centro di accumulo di rifiuti a una produzione di aria pulita con gli alberi che possono stare lì, perché poi con la baulatura non tutti gli alberi possono stare lì, altrimenti le radici vanno a bucare la baulatura, e soprattutto il fotovoltaico che produce energia elettrica pulita per scuole o per l'ISRA o per tutte le funzioni essenziali del comune. È l'impatto, no? Cioè noi siamo partiti da qua. Siamo partiti da queste buche, siamo partiti da questo materiale abbandonato all'interno, e pensare la baulatura, il pensiero, l'attenzione, gli alberi che devono essere di un certo tipo. Fa specie, eh? Sì, fa molto specie. Io vorrei dire anche una cosa: su tutti quei quartelli c'è scritto no, ma soluzioni non ce n'erano, perché se tu non facevi la differenziata, dove mandavi questi rifiuti? Cioè tu in qualche modo... peraltro erano gli anni del consumismo, quindi tutto veniva utilizzato. Cioè questo potenzialmente è il materiale che c'è sotto Via Orsenigo. Sì, esattamente quello è, cioè, è che noi non lo vediamo più, però la vera risposta è: qual era la risposta a questo? Ecco, la provincia di Treviso nel suo assieme ha trovato la risposta con le proprie energie, perché se adesso andiamo all'88%, quando parliamo tanto della Svezia, la Norvegia, tutti questi paesi, certo sono partiti prima, ma noi li abbiamo superati. E allora... insomma, queste immagini è giusto che vengano, che ci servono da monito, certo. Però allora aspettiamo di vedere le immagini della baulatura, del fotovoltaico e degli alberi verdi sopra Via Orsenigo. Certo. Torniamo in studio perché finisce questa puntata. Grazie ad Alessandro Manera, grazie a tutti voi per l'attenzione. Abbiamo cercato di raccontarvi il passato, facendovi riflettere sul presente e soprattutto le prospettive del futuro. Come sempre, grazie a tutti voi per l'attenzione, ci vediamo tra 7 giorni.